Le 12 Marie del Carnevale di Venezia 2024 ieri hanno vissuto il primo bagno di folla. Sono state selezionate tra 50 candidate dai 10 ai 28 anni provenienti da tutta la città metropolitana. La giornata è iniziata a Palazzo Vitturi con il rituale del trucco, acconciatura e vestizione con vesti ispirate al Cinquecento veneziano. Francesco Briggi e Anna Zappella dell'atelier Pietro Longhi hanno scelto linee sartoriali del Cinquecento e un damasco avorio e champagne prodotto dalla tessitura Rubelli. Le ragazze hanno poi sfilato a bordo delle gondole per raggiungere poi Piazza San Marco, iniziando ufficialmente il carnevale dedicato a Marco Polo. Da ieri fino al 12 febbraio, giorno dell'elezione della Maria dell'anno 2024 al Teatro La Fenice, le 12 Marie dovranno dimostrare di meritare l'eredità di Beatrice Raffael, Maria del 2023. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.